Iniziata la preparazione anche per la Chioene Padova, che insieme a Verona sarà portabandiera del Veneto nel massimo campionato di pallavolo maschile. Stefano Edel. È una Chioene Volley Padova completamente rinnovata, quella che si è presentata davanti ai giornalisti per la vernice ufficiale. L'organico per il campionato 2017-18 di Superlega, che inizierà il 15 ottobre a Perugia, è stato cambiato per 10 tredicesimi, con i soli Balaso, Bassanello e Volpato confermati rispetto alla squadra del precedente torneo. Partire con un piede giusto per poter essere sempre a metà classifica. Non ci aspettiamo di arrivare ai massimi vertici logicamente, però il nostro obiettivo è quello di arrivare sicuramente ai play-off. Per l'allenatore Valerio Baldovin, che non dispone dei due nazionali Balaso e Randazzo agli europei con gli azzurri in Polonia, il proposito è di essere un po' la mina vagante del torneo. Abbiamo delle buone prospettive, vogliamo essere ambiziosi, però bisognerà capire dopo un paio di mesi di attività di che pasta saremo fatti. Leader del gruppo è Dragan Travica, che torna a Padova dopo 15 anni, lui che ha militato una stagione nelle giovanili bianconere. È una lotta serratissima perché le squadre sono rispetto all'anno scorso rinforzate, più equilibrate e quindi il campionato di conseguenza sarà più difficile. Però insomma noi dobbiamo cominciare a far gruppo, allenarci, cercare di avere energie positive, cercare di stare bene tra di noi e poi insomma il campo parlerà da solo.